return of the space cowboy into planetary goodbye songs. Say you're the space of Jiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy into planetary. Onorevole Fabio Rampelli, benvenuto a Ci Vediamo a Via Veneto. Salve, ben trovati. Iniziamo subito, entriamo nel vivo. Le ultime dichiarazioni, le dichiarazioni fatte dal colonnello Parmitano riguardo il fatto che Conte già sapesse che a novembre fosse questa pandemia in circolo. Lasciano un po' di sconcerto, lei che cosa ne pensa? Io condivido lo sconcerto, nel senso che sono altrettanto sconcertato. Le dichiarazioni del colonnello Parmitano vanno ovviamente prese con le pinze, perché non ho capito tecnicamente quale modalità avrebbe consentito di rilevare la presenza del virus, cioè quale collegamento, se si trattasse dei servizi segreti americani o di quelli russi. Fatto sta che comunque Parmitano ha dichiarato di conoscere l'estensione dell'epidemia fino a diventare una pandemia già da novembre, mi sembra, quindi con largo anticipo rispetto poi ai provvedimenti che sono stati presi per tentare di contenerla, la pandemia da coronavirus. È una vicenda inquietante, noi ci siamo mossi anche attraverso la commissione Copasir, nella quale abbiamo il nostro vicepresidente Adolfo Urso, per interpellare e meglio indagare sui nostri servizi, sulla nostra intelligence, fermo restando che la competenza dei servizi è una competenza che è in capo al Presidente del Consiglio in persona, quindi la responsabilità politica, ed è per questo che io ho attaccato Conte qualche giorno fa su questo, appartiene interamente al capo del governo. Quindi certamente noi, a prescindere da questi risvolti che andremo ad approfondire e a indagare, siamo arrivati tardi. Abbiamo fatto le cose di corsa, non abbiamo creduto a quello che stava accadendo in Cina. La stessa Cina a sua volta ha tentato di omettere informazioni, ha tentato di scantonare per il maggior tempo possibile le richieste anche di sopralluogo, di ispezione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che a sua volta è diretta da un etiope, di fatto questo etiope, di cui non pronuncio il nome perché non lo capirebbe nessuno, è comunque persona molto vicina alla Cina, e dopo la sua elezione, guarda caso, l'Etiopia ha potuto godere di una serie fantascientifica di investimenti per realizzare importanti infrastrutture in Cina. E noi anche su questa materia qui, così complessa, che attiene alla politica internazionale ma che ha una ricaduta anche sull'Italia in termini di emergenza sanitaria, abbiamo presentato una mozione importante per chiedere che comunque la Cina risarcisca i paesi che sono stati colpiti. A noi ovviamente interessa il caso dell'Italia dal coronavirus, perché siamo arrivati a oltrepassare i 33.000 morti, quindi è una cifra veramente consistente che ci addolora moltissimo. Immaginiamo quante persone direttamente o indirettamente siano state coinvolte dal dolore per la morte dei propri congiunti, dei propri amici, intere regioni che hanno vissuto e vivono tuttora nel terrore. Quindi io penso che la Cina debba decidere se adeguarsi alle regole occidentali o no. Questa sorta di limbo in cui la comunità internazionale l'ha collocata, che gli consente di produrre attraverso la concorrenza sleale, facendo lavorare bambini, donne, dissidenti politici. Insomma, decida un po' che linea prendere. Ecco. Esatto, sta comunque mettendo in difficoltà, direi sta mettendo in ginocchio l'Europa e l'Occidente dal punto di vista della capacità produttiva, dal punto di vista anche degli standard di qualità. Quindi o la Cina decide di stare nella comunità internazionale e quindi con l'Occidente, ma allora deve adeguarsi ai valori, alle regole, alle conquiste di civiltà dell'Occidente. Non può accadere il contrario, che noi per ospitare la Cina nella comunità internazionale, per esempio nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, facciamo crollare tutti gli standard che abbiamo conquistato, che hanno conquistato i nostri genitori, i nostri nonni,
Noi li abbiamo solo presi in eredità, abbiamo al massimo il perché- dovere di difenderli, insomma, e penso che sia il minimo che si possa fare. Quindi diciamo che la materia è complessa, noi stiamo sorvegliando ed approfondendo, abbiamo fatto delle proposte e sappiamo comunque che non ci si può distrarre. Comunque il capo del governo ha una responsabilità, non c'è dubbio. Anche perché, Presidente, è un momento in cui non possiamo negare che c'è sciacallaggio e anche gli stessi cinesi vogliono acquistare ciò che rimane dell'Italia, insomma la campagna romana, i vigneti, insomma parliamo della storia dell'Italia e quindi anche in questo c'è da dirsi come mai queste offerte in tempi di coronavirus in questo momento, cioè pensar male, no? Beh, diciamo che dobbiamo essere sinceri con noi stessi, volendoci anche un po' bene, perché gli italiani spesso si sono un po' distratti rispetto alla grandezza della storia del popolo italiano. Non era previsto che l'Italia esistesse come Stato indipendente. Il fatto stesso che noi si sia stati capaci, talvolta con qualche furberia, tal'altra comunque con l'impeto, la forza, l'autorevolezza di una nazione che precedeva l'istituzione di uno Stato vero e proprio, abbiamo vinto 3 guerre di indipendenza e quindi abbiamo comunque fatto dei passi avanti, passando per i modelli rivoluzionari e tante altre cose, la Repubblica Romana. Poi abbiamo vinto la Prima Guerra Mondiale, non era prevista neanche la vittoria della Prima Guerra Mondiale. Secondo me, diciamo così, siamo stati quasi spinti nella Seconda Guerra Mondiale verso il baratro dell'alleanza con Hitler, perché se l'Italia avesse vinto anche la Seconda Guerra Mondiale insieme alle potenze occidentali sarebbe stata certamente il paese leader dell'Europa, ma probabilmente sarebbe stato il paese leader del mondo intero. Uno dei grandi fondatori, tra l'altro, dell'Europa, però se facesse un po' sentire la quindi sua facciamo gola, perché passando Esatto. dalla storia all'economia e alla realtà quotidiana, noi siamo 60 milioni di cittadini, siamo 60 milioni di consumatori, abbiamo persino il petrolio in Basilicata, abbiamo il giacimento culturale che è presente nella capitale ma praticamente disseminato in tutto lo stivale, rappresentato dall'archeologia, dal patrimonio artistico, dal paesaggio, dai beni naturalistici. Siamo una nazione incredibile che ha delle potenzialità mostruose e facciamo fatica a tirarle fuori e comunque gli altri paesi cercano di sottometterci per conquistare i nostri asset strategici, per utilizzare per propria soddisfazione e per proprio tornaconto le nostre eccellenze. Made in Italy, no? Basta Il pensare Made in al Italy. Made in Italy. Siamo la seconda nazione manufatturiera dell'Europa. Abbiamo comunque dei numeri davvero importanti, interessanti per chi gioca la partita della egemonia economico-finanziaria. Siamo in questo momento sotto botta, si dice dalle mie parti, dell'asse franco-tedesco. Io ricordo una fase simile che abbiamo attraversato quando c'era un governo di centrodestra, Sarkozy e la Merkel, quindi la Francia e la Germania, brigavano per tentare di diminuire il più possibile il peso specifico dell'Italia. Ricordo. E Berlusconi, che comunque ha delle intuizioni oggettive, insomma, che non si possono non riconoscere, poi adesso in particolare che non ha più un ruolo primario, penso che anche i suoi avversari dovrebbero ammettere i suoi colpi di genio, cercò, dopo aver fatto l'alleanza con Gheddafi, per tentare di strappare le migliori condizioni possibili per l'approvvigionamento energetico, bloccando oltretutto i flussi migratori, portando 5 miliardi che avrebbero proprio utilizzato le nostre imprese in Libia per realizzare le infrastrutture. Dopo aver fatto l'asse sulla tratta del gas con la Russia di Putin, non commise l'errore di farlo contro gli Stati Uniti come ha fatto qualcuno di questi pseudo-statisti del nostro tempo, ma coinvolse Bush e creò l'asse, si fece proteggere, diciamo così, da Bush, un'alleanza storica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, proprio per smarcarsi da questo tentativo di dominazione, di egemonizzazione da parte della Francia e della Germania a nostro discapito. Quindi secondo me l'unica soluzione, se l'aggressività di Francia e Germania dovesse permanere in vita,
e addirittura fanno comunque accordi bilaterali escludendo l'Italia, che è un paese fondatore dell'Europa. Esatto. Una cosa inaccettabile per noi, dovrebbe essere inaccettabile per tutti i paesi che compongono l'Unione Europea. Io penso che non avremo altra soluzione se non quella di rafforzare i nostri rapporti con gli Stati Uniti d'America. Passiamo al ministro Luciana Lamorgese, per cui lei ha chiesto di riferire in aula per quello che è successo alla manifestazione di chiusura del Ramadan. Ecco, che cosa è successo e perché lei ha chiesto questo? Guardi, molti cittadini italiani sono rimasti abbastanza contrariati da quello che è accaduto domenica scorsa, però io non pensavo che le cose fossero così gravi come ho avuto la possibilità di constatare. Ci sono stati dei protocolli sottoscritti dal ministro Lamorgese con le principali organizzazioni dell'Islam in Italia, attraverso i quali si è in buona sostanza data la possibilità alla comunità islamica di celebrare la fine del digiuno, il Ramadan, all'aperto. Ora, questa soluzione prevedeva comunque degli accorgimenti, che sono quelli a cui devono comunque sottostare tutti i cittadini italiani. Tra questi il rispetto del distanziamento, almeno 1 metro, le mascherine e cose di questo tipo. Nella gran parte dei casi questi protocolli non sono stati rispettati, in alcune realtà invece sì, ma non è questo il punto, perché la cosa grave e inaccettabile che io ho constatato con i miei occhi ed ho documentato facendo delle foto è che è stata fatta in piazza, sul suolo pubblico italiano, la discriminazione nei confronti delle donne trattate come animali, messe in un recinto che è stato realizzato il giorno prima, evidentemente con tanto di occupazione suolo pubblico, quindi autorizzato, ricoperto da teli oscuranti, in modo tale che comunque le donne non potessero né partecipare alla preghiera, cosa stabilita evidentemente dal Corano, né guardare i fedeli, o tantomeno l'imam. Erano nel recinto come fossero davvero delle bestie. Quindi questa cosa mi ha strabiliato, mi ha scioccato letteralmente, perché io sono un differenzialista, nel senso che nella mia vita, sia dal punto di vista culturale che politico, ho sempre cercato di esaltare le differenze tra i popoli e le tradizioni, e guardo con un certo fastidio la tendenza a omologare tutto. Sarebbe un mondo tutto uguale, una tristezza infinita. Però il mondo islamico può fare il mondo, può diciamo così, realizzare i propri disegni e manifestare la propria tradizione a casa propria, insomma. Non è che si può venire in Italia e contrastare 3 articoli della Costituzione italiana, come è accaduto per esempio nella piazza romana in cui io sono stato personalmente, cioè a Piazza Re di Roma. Non si può consentire a nessuno di prendersi beffa della Costituzione italiana in terra italiana. Quindi le donne non possono essere discriminate, perché la Costituzione e le normative alla Costituzione legate parlano chiaro da questo punto di vista. È vietato per gli italiani ed è vietato per i cittadini stranieri. Vale per tutti, insomma. Vale per tutti. Se i cittadini di religione islamica non vogliono scrollarsi di dosso questa sorta di pensiero oscurantista, se ne devono tornare a casa loro. Lo dico con grande serenità, non c'è nessuna minaccia. Non si può consentire che delle persone siano trattate in maniera razzista, perché poi ci si sciacqua la bocca e si fanno i gargarismi con questo termine, salvo trascurarlo completamente, quando invece capita che magari i comportamenti razzisti vengono messi in campo da comunità che vengono protette dalla sinistra. Ora, nessun problema nei confronti di chi professa la religione musulmana, ma in Italia si devono rispettare le leggi italiane. Chi non le vuole rispettare si accomodi fuori dall'Italia. Può pure andare. A proposito di diversità, Silvia Romano e la conversione, si è parlato tanto di questa storia. Lei che idea si è fatta? Ma guardi, è un capitolo spinoso. Io sono stato molto contento della liberazione di Silvia Romano e penso che l'Italia abbia fatto bene a festeggiare questo evento. Non sono affatto scandalizzato
Certo, insomma, sarebbe stato preferibile il contrario, che ancora una volta l'Italia abbia pagato un riscatto, perché l'hanno pagati tutti i riscatti, ma non solo i presidenti del Consiglio italiani, da quelli della Prima Repubblica, arrivando al più recente Conte, prima ancora Salvini, che era ministro degli interni, un anno fa comunque si prodigò pagando un riscatto a nome del governo italiano attraverso il Presidente del Consiglio, che era sempre Conte, per liberare 2 persone che erano ostaggio del terrorismo islamico. E così hanno fatto e fanno buona parte dei paesi occidentali. Forse gli unici che non praticano questa strada del pagamento del riscatto sono gli americani, che sono comunque una potenza che forse si può permettere anche da un punto di vista militare di prendere iniziative di altro genere, ma magari pagheranno invece che i rapitori gli informatori per prendere notizie, capire dove sono collocati le prigioni e quindi poi magari nei momenti opportuni fare dei blitz e liberare. Aver pagato un riscatto ha consentito a Silvia Romano, cittadina italiana 24enne, di tornare in Italia dalla sua famiglia, ma la partita non è chiusa qui, perché comunque un governo che si rispetti adesso deve andare a prendere i terroristi, li deve stanare e li deve assicurare alla giustizia, perché quello che è accaduto è inaccettabile. Quindi bisogna dimostrare di aver messo al primo posto la vita di Silvia Romano, perché noi siamo un paese che ha sempre, diciamo così, avuto un senso di sacralità verso la vita umana, e quindi abbiamo fatto bene, secondo me, a fare tutto il possibile per riportarla in Italia e sottrarla ai suoi aguzzini. Però successivamente il secondo valore è quello della difesa degli italiani, della tutela della legalità, della persecuzione della violenza e del terrorismo internazionale, e siccome siamo una potenza rispettata nel mondo, dobbiamo comunque agire e andare a cercare per stanarli i terroristi. Dopodiché Silvia Romano, certo, non ha fatto piacere a nessuno vederla scendere così conciata dall'aereo, anche se la strumentalizzazione fatta da Conte e da Di Maio è stato un altro fatto grave che ha infastidito gli italiani e ha trasformato questa liberazione in un grande problema, diciamo così, di cui tutti hanno parlato, buttando il bambino con l'acqua sporca, magari prendendosela anche con Silvia Romano, che io voglio ricordare. Questo però è stato esagerato, non credo? È stato esagerato. Io voglio ricordare che questa ragazza aveva 24 anni, si è laureata, lavorava, diciamo così, nel campo della mediazione culturale, quindi il suo mondo era quello, aveva scelto come missione di vita e come professionalità quel tipo di formazione, quel percorso, e appena laureata aveva fatto già 2 presenze, ci tengo a fare questa puntualizzazione, in Africa, in orfanotrofi, cioè non c'è niente a che vedere tra Silvia Romano e Carola Rackete, cioè ci sono le organizzazioni non governative che vanno brigando con i trafficanti di uomini, con gli scafisti, a rinfoltire e a utilizzare il fenomeno dell'immigrazione clandestina per riempirsi anche le tasche di denari, e ci sono persone come Silvia Romano che a 24 anni sarà stata magari la prima esperienza fuori casa che ha fatto, sono andate a soccorrere bambini negli orfanotrofi, quindi bambini senza genitori, senza famiglia, denutriti, per alfabetizzarli, che è un po' la ricetta che la destra ha sempre pensato per l'Africa, perché la destra non ha solo contrastato e contrasta l'immigrazione clandestina, i flussi migratori eccezionali. La destra dice anche: dobbiamo aiutarli a casa loro, consentirgli di vivere nel benessere insieme alla loro famiglia, nella loro terra, con la loro religione di riferimento. Quindi dobbiamo rispettare l'appartenenza dei vari popoli e delle persone che ai popoli appartengono. E quindi in fondo Silvia Romano, inconsapevolmente probabilmente, perché magari sarà distante anni luce dalla destra, non lo so, ma non mi interessa, perché le persone vanno giudicate per quello che sono e fanno, non per l'etichetta che si appiccicano. E paradossalmente Silvia Romano stava facendo una cosa molto in sintonia con quella che è la visione della destra: portare alfabetizzazione, assistenza, infrastrutture, sviluppo, acqua, generi alimentari di prima necessità, tutto ciò che possa essere utile a emancipare l'Africa dal giogo occidentale. Passiamo ad altro. Il governo ha bocciato, insomma, le 2 mozioni di sfiducia
al guardasigilli Bonafede, un ministro che ha fatto un po' discutere per la gestione del suo ministero. Insomma, pensiamo alle rivolte nel carcere, pensiamo al caso di Matteo. Lei che idea si è fatta? Io penso che sul fronte della giustizia tutto il popolo italiano si sarebbe atteso da un ministro del Movimento 5 Stelle una riforma energica, tale da garantire comunque la ripresa di questo mondo, a cui gli italiani comunque sono molto devoti. Io penso che davvero fino a qualche decennio fa, purtroppo parliamo di decenni, la magistratura era portata su un palmo di mano, era un soggetto assolutamente neutrale, al di sopra delle parti, che veniva contemplato come un'icona nazionale. E purtroppo invece le traversie degli anni 70 e 80 e 90 hanno trasformato la magistratura, ovviamente solo la parte, diciamo così, che è degenerata della magistratura, la parte negativa. Fortunatamente non tutta la magistratura è questa. La parte sana esiste, come al solito è la maggioranza però silenziosa, quella che si disinteressa e lascia il campo libero a chi invece ha da mettere in campo delle strategie perverse. Però c'è stata questa caduta di stile. Quindi io penso che i fatti che in questi 2 anni con il ministro Malafede come ministro guardasigilli siano stati talmente gravi, senza voler fare processi a nessuno. Io non credo che il ministro, l'ho chiamato scherzosamente Malafede nella speranza che non se la prenda a male, abbia delle collusioni con la mafia, ci mancherebbe, non lo penso perché lo ritengo comunque una brava persona, ma se non è capace comunque commette dei danni di cui le conseguenze vengono pagate dallo Stato italiano e da tutta la popolazione italiana, quindi dovrebbe apprezzare le circostanze e mettersi da parte, perché rammento che ha subito una prima rivolta nelle carceri, una seconda rivolta nelle carceri più recentemente legata al coronavirus con tanto di morti e feriti. Nella prima circostanza ha avvicinato il giudice Di Matteo per fargli capitanare il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Poi pare che non si siano create le circostanze per poter compiere questa sorta di miracolo e lo abbia scartato per proporre un'altra persona. Guarda caso nel frattempo si è saputo che comunque i boss mafiosi non gradivano che il giudice Di Matteo potesse assurgere a quel luogo. Nel decreto Cura Italia diciamo che era presente questa possibilità per difendere la popolazione detenuta dal rischio contagio di effettuare alcuni arresti domiciliari, di trasformare alcune detenzioni in arresti domiciliari. Sono usciti 8.000 detenuti, sono una cifra importante, cioè io se fossi qualunque cittadino delle tante aree disperate dell'Italia sarei anche preoccupato di avere 8.000 persone in libertà, ancorché libertà vigilata agli arresti domiciliari, ma tra queste 376 sono boss mafiosi e loro gregari. È una cosa gravissima. Se fosse capitato a un governo di centrodestra di fare un decreto e di non calcolare le conseguenze e di avere 376 boss e gregari mafiosi in libertà dentro le proprie abitazioni, e nel centro-sud questo viene percepito come un premio, quindi non sono arresti, torni a casa e puoi continuare a gestire il circuito criminale da casa tua. Se fosse capitato al centrodestra sarebbe scoppiata la fine del mondo. Quindi noi siamo stati composti perché siamo brave persone, però abbiamo chiesto al ministro Malafede o Bonafede, che dir si voglia, di dimettersi, di lasciare quella postazione, e avevamo ragione, perché appena non era ancora finita la polemica sulla scarcerazione dei boss mafiosi e sono uscite le intercettazioni del suo capogabinetto con la cricca di Palamara e dei magistrati appartenenti alle correnti del Partito Democratico, cosa che è altrettanto scandalosa e che va presa di petto con una riforma del CSM e una riforma della giustizia che preveda l'abolizione delle correnti, perché i cittadini non possono avere il patema d'animo di essere giudicati
da magistrati di parte, devono riacquisire fiducia nella magistratura. Ci deve essere la separazione delle carriere, ci deve essere la possibilità di una gestione trasparente e plurale della giustizia. In chiusura, molti ci chiedono di farle questa domanda, molti italiani che si considerano dimenticati, nel senso, il governo ha fatto varie misure anche per le ristrutturazioni, l'ecobonus e via dicendo, però c'è una grande fetta di mondo che sta diventando sommerso, anche se non lo è. Parlo degli artigiani, parlo di chi proprio, dei manuali, degli operai che ormai hanno perso tutto e non si sentono le spalle coperte. Perché secondo lei non si è data attenzione a questa parte di italiani che sono poi parte della spina dorsale, insomma, dell'Italia, che vorrebbero ripartire? C'è una consapevolezza riguardo questo e Fratelli d'Italia ha fatto o vorrà fare qualcosa al riguardo? Ma noi abbiamo fatto davvero di tutto. Innanzitutto siamo stati al nostro posto quando dall'ospedale di Bergamo, per citare un'immagine che è rimasta impressa e ha scosso i sentimenti di tutti gli italiani, uscivano i camion dell'esercito italiano con a bordo decine di bare per essere trasferiti addirittura fuori dalla città di Bergamo, dove non c'era più posto né nei cimiteri né nei magazzini. Quindi una situazione tragica che abbiamo voluto affrontare, pur facendo parte dell'opposizione, con senso patriottico e quindi con spirito costruttivo nei confronti del governo. Però non possiamo non constatare, lo dico a lei giusto per ricordarlo a me stesso, che Giuseppe Conte è stato scelto 2 anni fa da Di Maio e Salvini, che non si mettevano d'accordo su chi dovesse fare il capo del governo, e quindi cercavano, diciamo così, una persona debole, manovrabile, un soggetto che potesse essere più che un contenuto, un contenitore, dove metterci dentro tutte le cose che loro, che volevano fare le prime donne di quella esperienza cosiddetta giallo-verde, avevano in animo di realizzare. Quindi quel soggetto lì, che non aveva mai fatto neanche l'amministratore di condominio, non aveva mai avuto una responsabilità collettiva, non pubblica ma neanche collettiva, si è trovato a fare per la seconda volta il capo del governo e a dover contrastare questa emergenza che forse è seconda soltanto alla seconda guerra mondiale, scusate il bisticcio di parole. Quindi io penso che ci sia semplicemente, tra molte virgolette la parola semplicemente, incapacità. Non si doveva fermare l'Italia, bisognava nell'emergenza sanitaria farlo quel tempo limitato per, diciamo, prendere le misure, capire che cosa stesse accadendo. Quando in particolare si è deciso di bloccare i trasferimenti tra una regione e l'altra, lì si doveva fare un intervento chirurgico per evitare che dove c'erano i focolai si potesse continuare a fare una vita normale. Ma dove questi focolai non c'erano, e io mi riferisco in particolare a tutto il centro-sud, esatto, sicuramente aiutato anche dal confinamento e dalla quarantena, però comunque il centro-sud era ed è nelle condizioni di ripartire, di fare da traino per quelle regioni che hanno sempre trascinato l'Italia e che oggi invece sono ferme perché ancora combattono con l'emergenza sanitaria. Una volta tanto il Sud poteva essere protagonista. Esatto, riscattare l'Italia intera, ma anche la sua immagine, perché spesso in maniera malvagia e maliziosa si parla del Sud come se fosse una palla al piede. Se lo Stato adesso avesse investito sul Sud, il Sud avrebbe potuto produrre quel reddito trasformato in gettito per le casse dello Stato, perché lo Stato, per poter soccorrere le attività produttive del Nord in particolare, ha bisogno comunque che dei denari entrino. Quindi c'è stata distrazione, in scarsa competenza, e il secondo, per venire alla sua domanda e concludere, aspetto incomprensibile è la chiusura di tutte le attività in maniera generica e diciamo non selettiva. Non si capisce perché un supermercato possa essere aperto, un negozio di abbigliamento no. Si potevano fare le file allo stesso identico modo, con il distanziamento di 1 metro,
il sapone detergente all'ingresso, disinfettante, come si sta i guanti, facendo ora, ma è tardi, le mascherine, esatto. E magari invece bisognava comunque impedire la chiusura di un mini market bengalese di 12 metri quadrati, perché lì il distanziamento nessuno le l'avrebbe cassette potuto di frutta a terra. garantire. Esatto, quindi non bisognava chiudere per categorie, ma dare dei protocolli, delle linee guida generali e vedere, consegnarli agli imprenditori, all'economia reale e dire: se siete nelle condizioni di far rispettare questi protocolli potete continuare la vostra attività, se non siete nelle condizioni noi ve lo impediremo, in maniera molto liberale, non andando in televisione con i DPCM e dire vi permettiamo, vi consentiamo di fare questo, in maniera anche un po' bislacca, direi fastidiosa obiettivamente. Viva l'Italia, Presidente! Sempre viva l'Italia, anzi concludiamo con la mascherina tricolore. Ce l'ha. This is the return of the space cowboy into planetary goodbye songs. Say you're the space of Chiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by.